Presidente Carlet, qual è il ruolo del GAL Alta Marca all'interno di questo progetto? In questo progetto il GAL Alta Marca è capofila di questo partenariato composto da soggetti molto importanti tra la provincia di Treviso e l'Università di Innsbruck. Appunto il GAL è un progetto molto importante, è poi su un lavoro sulla continuità della nostra precedente programmazione, dove nel progetto chiave avevamo già fatto un lavoro sui parchi tematici che comprendono i comuni di Fregona, Cappella, Sarmede, Revine Lago e Cordignano. Quindi anche questo progetto continua questo tema, la messa in rete dei parchi tematici per renderli più fruibili ai turisti. E c'è un lavoro importante fatto appunto trasversale da tutti, unire questi temi a livello trasversale e anche internazionale, perché c'è l'Austria insieme, porta sicuramente dei vantaggi importanti, lo stiamo già dimostrando con un afflusso sempre maggiore ai nostri parchi.